Un gigante sempre più gigante, Luxottica Essilor, è l'ingresso diretto nella produzione dei fondi industriali e finanziari titolari dei grandi marchi con formule imprenditoriali diversificate. Lo snodo del futuro dell'occhialeria ruota attorno al processo di trasformazione del comparto, cuore pulsante dell'economia bellunese, con 12.000 addetti sui circa 18.000 complessivi a livello nazionale. Ci saranno conseguenze per l'occupazione e se sì, quale potrà essere il saldo di questa trasformazione? I sindacati di categoria non si nascondono dietro a un dito, c'è preoccupazione e sul tema è necessario rialzare la voce. La grande ricomposizione di questo settore, alcune realtà rischiano di rimanere indietro e quindi c'è un tema occupazionale che va affrontato per tempo, ma dobbiamo preparare prima le soluzioni e abbiamo dei rischi. I rischi sono legati al Made in Italy e alla probabilità non poi così remota che qualcuno usi senza averne il diritto il marchio di qualità dell'eccellenza del manifatturiero italiano. E poi ci sono le nuove competenze per l'innovazione aziendali che da un lato lasciano intuire ad un'apertura del mercato del lavoro, ma che dall'altro pongono il tema della difesa dei lavoratori collocati nelle zone grigie del sistema produttivo, del terzismo e delle piccole e medie imprese. Oggi le aziende investono in robotizzazione, ma in alcuni casi non hanno le figure adeguate proprio per farli lavorare in queste macchine. Quindi la formazione si rende proprio necessario. Sul tema sta muovendo i primi passi la creazione del Politecnico dell'Occhialeria, sul quale anche la Regione ha scelto di investire con il sistema produttivo, un grande laboratorio formativo sul quale al più presto si deve fare sintesi per attirare i giovani e farli restare nel territorio. I giovani oggi difficilmente si fermano nel territorio, ma cercano nuove possibilità e possibilmente lontano dalle fabbriche da un'altra parte, proprio perché hanno vissuto le storie delle proprie famiglie in modo estremamente complicato. C'è la necessità di rendere nuovamente attrattivo, sia la provincia che il comparto stesso.